Clima di tensione a Mestre attorno alla moschea all'aperto al Parco Piraghetto. Dopo gli insulti di una residente, la comunità musulmana bengalese chiede garanzie sulla sicurezza del momento più delicato, la preghiera del venerdì, con migliaia di fedeli presenti. Il portavoce Prince Aulader ricorda che in passato la polizia ha sempre presidiato quando necessario, ma l'assenza almeno visibile in divisa dell'ultimo venerdì ha riacceso le paure. Il discorso della pubblica sicurezza lo decide il questore e il prefetto, quindi se loro ritengono che comunque c'è una situazione, un clima abbastanza tranquillo, non fanno il presidio, ma solitamente passa qualche macchina in borghese, vedono un po' la situazione e lo tengono sotto controllo da lontano, quindi non ci sono problemi di sicurezza, anzi io qua ho organizzato diversi eventi con 5, 6, 7 mila persone e non ci sono mai stati forze dell'ordine che hanno presidiato perché abbiamo comunque uno staff, comunque una gestione della sicurezza interna, quindi non abbiamo mai avuto necessità. I suggerimenti per le prossime Jamua, cioè le preghiere del venerdì in arabo. Di trovare un posto temporaneo anche fuori, un po' fuori dalla città e di trovare un accordo con il comune e con le forze dell'ordine. Loro stanno muovendo in quel senso, quindi se avranno bisogno di una mano io sono a disposizione della comunità, sia quella italiana che quella bengalese.